Condividiamo un passo della parola del Signore in Giovanni, capitolo 1. Leggeremo dal verso 35 fino al verso 51. Amen. Alzate in piedi, onoriamo la parola del Signore, così qualcuno si sveglia, magari qualche giovane. Gloria al Signore. Bene, Giovanni capitolo 1, Amen. Dal verso 35. Signore sia lodato. Amen. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là, con 2 dei suoi discepoli, e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. I suoi 2 discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: Che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Ed egli rispose loro: Venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la 10ª ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei 2 che avevano udito Giovanni, avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: Abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: Seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: Può forse venire qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli rispose: Vieni a vedere. Gesù vide Natanaele che gli veniva incontro e disse di lui: Ecco un vero israelita in cui non c'è frode. Natanaele gli chiese: Ma da che cosa mi conosci? Gesù gli rispose: Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Natanaele gli rispose: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Il contesto è dopo il battesimo di Gesù. Gesù si battezza in acqua ed è Giovanni il Battista a battezzarlo, e nei versetti che precedono quelli che abbiamo letto c'è proprio il battesimo descritto di Gesù, che aveva circa 30 anni e si presenta ad essere battezzato da Giovanni il Battista. E Giovanni il Battista lo riconosce per lo Spirito, dichiarando pubblicamente: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Amen? Amen. In questa dichiarazione c'è tutto un messaggio di secoli, secoli e secoli, che si è concretizzato questo messaggio, questo piano di Dio in un giorno, quando Gesù inizia il suo ministero pubblico. Giovanni Battista per lo Spirito comprende, gli viene rivelato che Gesù è il Figlio di Dio. Non solo, Gesù è l'agnello
di Dio che toglie il peccato dal mondo. Colui il quale doveva essere sacrificato a morire in croce per la nostra salvezza. Amen. Giovanni il Battista lo aveva compreso molto bene. Gesù chiede di essere battezzato. Giovanni il Battista: tu chiedi a me di battezzare te? Sei tu che devi battezzare me, mi devi battezzare nello Spirito Santo. Io non posso battezzare te, no. Tu mi devi battezzare, perché così bisogna che adempiamo ciò che Dio ha stabilito. E allora Giovanni Battista si convince e battezza Gesù, ma continua la sua testimonianza. Passano i giorni, il giorno seguente Gesù si ritrova ancora lì dove è stato battezzato, e ancora Giovanni Battista gli rende ulteriore testimonianza dicendo: ecco l'agnello di Dio. Aveva 2 discepoli Giovanni il Battista, e di fronte alla testimonianza di Giovanni il Battista questi 2 discepoli comprendono che non devono più seguire Giovanni il Battista, ma devono seguire Gesù, l'agnello di Dio, il figlio di Dio. Amen? Gloria al Signore. Iniziano a seguire Gesù. Mi dite: ma come mai? Perché? Nessuno può reggere il confronto con Gesù. Prima di allora avevano seguito Giovanni il Battista, una grande statura spirituale. Gesù stesso dice: tra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni il Battista. Ma ora appare colui che non ha pari, colui di fronte al quale nessuno può reggere il confronto. Gesù, amen? Amen. Dio uomo, amen. Alleluia. Di fronte a Gesù, meglio seguire Gesù che Giovanni Battista, o no? Amen. Di fronte a Gesù, meglio seguire Gesù che una filosofia, o no? Amen. Di fronte a Cristo Gesù, il figlio di Dio, meglio andare dietro a Gesù, che a una religione, a un insieme di regole da seguire. Meglio Gesù, che vera libertà, amen? Meglio Cristo Gesù, alleluia. E questi 2 discepoli, e uno si chiamava Andrea, fratello di Simone, capiscono questo e seguono Gesù. Gesù si vede seguito e si gira: ma che cercate? Signore, dove abiti? Vogliamo vedere dove abiti. Venite e vedrete. E li fa entrare in casa sua. Ora, c'è una bella curiosità. Non è buono essere curiosi, ma ritengo che c'è una bella curiosità che ogni cristiano deve avere. E non è la curiosità di sapere i fatti degli altri, ma è una curiosità derivante dal desiderio di conoscere di più intimamente Gesù. Amen. A tal punto da desiderare vedere dove abita. Ma dove abiti, Gesù? Dove stai? Dove vivi? Gloria a Dio, amen. Alleluia. Dietro questo desiderio non c'è nessun impedimento da parte di Gesù, vero? Non è che Gesù gli ha detto: ma guarda questi, che impiccioni, è casa mia, quello che faccio a casa mia, è fatto mio, no? Anzi, venite, casa mia è casa vostra, venite, vedrete dove abito, Se tu sei curioso questa sera di vedere Gesù, tu lo vedrai. Amen. Amen. Ma come, fratello? Ma che dici? Posso io vedere Gesù? Guarda, materialmente non riuscirai mai a vederlo, ma se il tuo spirito desidera incontrare Gesù, Lui si farà vedere da te. Alleluia. Dove sei, Gesù? Io credo che il Signore sia qui in questa sera, sia qui in mezzo a noi. Ma fratello, come fai a dirlo? Guarda, io credo che Gesù non dice bugie,
Lui ha detto che quando 2 o 3 sono radunati nel suo nome, lui è presente. E siccome noi ci raduniamo non nel mio nome ma nel nome di Gesù, il Signore è qui presente ed è in mezzo a noi. Lo abbiamo pregato, abbiamo sentito la sua presenza e anche in questo momento io sento la sua presenza. Gesù è qui in mezzo a noi e quando c'è Gesù tutto è possibile, può accadere qualcosa di meraviglioso, di grande, di impensabile, di glorioso, di meraviglioso. Amen. Il Signore può sorprenderci, può meravigliarci. Alleluia, può guarire il Signore. Mentre c'è il culto, gloria a Dio, mentre si prega, il Signore può guarire. Alleluia, può salvare il Signore. Amen. Mentre si ascolta la parola di Dio, anche un giovane che apparentemente può sembrare disinteressato può venire toccato dallo Spirito del Signore. Amen. Tutto è possibile quando c'è Gesù. Tutto è possibile. Alleluia. Questi 2 discepoli, ex discepoli di Giovanni il Battista, diventano discepoli, i primi discepoli di Gesù. Alleluia. Poi abbiamo letto le varie chiamate dei primi discepoli in modo diverso. Tutti questi discepoli sono stati chiamati in qualche modo, hanno ricevuto una chiamata. Andrea porta il fratello Simone davanti a Gesù, ecco che viene utilizzato, no? Per convertire un altro, per portare un altro discepolo da Gesù. E Gesù lo incontra e subito gli dice: tu sei Simone, ma da oggi non sarai più Simone, sarai chiamato Cefa. In greco vuol dire Pietro, si traduce Pietro dal greco. Ed ecco altri discepoli. Poi cammina per la via e incontra Filippo e gli dice: seguimi. Oh, più chiaro di così? Seguimi. Amen. E ancora oggi il Signore fa la stessa chiamata. Seguimi. Amen. Non ti dirà mai segui la Chiesa, segui il fratello, seguimi, segui me. Noi stiamo seguendo il Signore, vero? Alleluia. Una chiamata semplice e una risposta semplice. Una risposta che segue quella chiamata. Filippo ha iniziato a seguire Gesù. Perché? Perché Gesù già conosceva Filippo, e Filippo in qualche modo era attratto dalla grazia di Dio. Gloria al Signore, amen, ci crediamo. In qualche modo Filippo stava cercando la verità e incontra la verità e la verità lo ha chiamato: seguimi. Alleluia, amen. Alleluia. Un'altra chiamata. Filippo, che ha seguito Gesù, incontra Natanaele e inizia a parlare di Gesù. Oh Natanaele, abbiamo trovato colui che ne parlava nel Vecchio Testamento, Mosè, la legge, i profeti parlavano di lui e noi l'abbiamo trovato, il Messia, il Cristo. Amen. Amen. Discepoli che fanno altri discepoli. Noi dobbiamo parlare di Gesù. L'opera di Dio va avanti quando si parla di Gesù. È veramente il Signore che opera. Ma vedete, Andrea porta suo fratello poi diventa Pietro, poi Filippo segue Gesù, Filippo parla a Natanaele. Parliamo di Gesù. Annunciamo Gesù. Gloria al Signore. Un fuoco inizia da una piccola scintilla, ci vuole un inizio. Se non parliamo, le pietre parleranno, ma qualcuno deve parlare. È meglio noi che le pietre, no? Amen. Gloria al Signore. Parliamo del Signore e ci saranno altri discepoli. Gloria a Dio, perché così è l'opera del Signore. Per quanto riguarda Natanaele, c'è un'opera meravigliosa che il Signore fa.
anche in quest'uomo. Quest'uomo ha dei dubbi. Ma può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Nella storia non era mai venuto nessuno da Nazareth, era una città un po' trascurata, come dire, ma chi c'è buono? Non lo so, Pieve di Cadore, per esempio. Ma può venire qualcosa, ma che c'è mai stato a Pieve di Cadore? E poi ci sono personaggi illustri, ci sono anche stati. Poi pittori famosi, Rinascimento. Ma da Nazareth? Ma chi può venire da Nazareth? E da Betlemme? Chi può nascere da Betlemme? La città più piccola di tutta la Giudea. Ma da Betlemme? Da Betlemme è nato Cristo. E Nazareth, una città tra le ultime, è cresciuto Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, ma soprattutto figlio di Dio. Alleluia. A me, vedete, le cose ultime vengono scelte da Dio, perché il Signore manifesta così la sua gloria. Rende possibili le cose impossibili. Alleluia. Onora le cose disonorate, così come ha onorato noi, dandoci il suo spirito, la sua grazia, la sua salvezza. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Natanaele dice: ma chi può venire? Può venire qualcosa di buono da Nazareth? E poi c'è l'incontro tra Natanaele e Gesù subito, come lo vede, ecco una brava persona, un bravo israelita, in lui non c'è frode. Gli ha fatto la diagnosi, sapeva tutto di quell'uomo. E come fai a conoscere me? Come fai a dire questo di me? Natanaele, quando tu eri là sotto l'albero non c'era nessuno, eri tu e Filippo, ma io ero lì, ho sentito cosa vi siete detti, gloria al Signore, ho sentito, ho visto. Signore, tu sei il Re dei Re. Com'è possibile? Eravamo solo io e lui. Tu sei straordinario, Signore. Gloria a Gesù. Gesù gli dice: ma come? Perché io ho rivelato questo di te? Tu reagisci così? Lo chiama Rabbì, maestro. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il Re di Israele. Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori. Gloria al Signore, noi vogliamo vedere cose maggiori. Alleluia. Abbiamo visto cose maggiori in questi anni, da quando il momento il Signore ti ha chiamato fino a non so quanti anni sono passati. Hai visto sempre le stesse cose? O il Signore ti ha meravigliato nel corso degli anni? Io credo che il Signore ti ha meravigliato. Alleluia. Altrimenti non saremmo qui questa sera, vero? Non è monotono il Signore, è sempre le stesse cose. Alla fine ti stufi, no? Quando mangi sempre le stesse cose. Pasta con la salsa tutti i giorni, e basta. Anche se è buono, e basta. Bisogna cambiare un po'. Però sempre sostanza ci vuole. Il Signore sa darci sempre cose buone in un modo diverso e sa adattarsi a quello che noi siamo, perché vuole che la sua grazia, la sua parola possa abitare in mezzo a noi, dentro di noi. Amen? E una cosa è certa: in tanti anni di fede non mi sono mai annoiato. Amen. Sapete cosa ha contribuito a non farmi annoiare? Le prove, Amen. le difficoltà, la salute, in famiglia, i figli ammalati, difficoltà nel lavoro. Perché? È perché in ogni problema tu invochi il nome di Dio. In ogni problema, in ogni difficoltà scopri che tu non puoi far nulla e metti in atto la fede. Non ti annoi mai. Dio ti dà sempre modo di sperimentare la tua fede e ti parla e ti dice: vedi il livello della tua fede? Coraggio. Dico una cosa che sento per me: coraggio, piccolo mio. Amen. Che bello. Il Signore parla con me, piccolo mio.
pecorella mia, vai avanti, coraggio, io mi mostrerò ancora grande nella tua vita, a me? E si va avanti, perché incontrare il Signore non è mai una monotonia, non è una religione che devi seguire delle regole, Parlando in questi giorni, mercoledì, stiamo parlando di etica cristiana a Vittorio Veneto, no? Stiamo facendo uno studio sull'etica, il comportamento. La cosa che si è compreso, mi fa piacere, è la coerenza. Bisogna essere coerenti con quello che diciamo di essere. Amen. Siamo credenti, cristiani, evangelici di fede pentecostale. Sii coerente con la tua fede, con quello che credi. Amen? Amen. E allora, varie domande, no? Si può fumare? E la Bibbia non c'è scritto non fumare. È vero? Però la Bibbia ci fa comprendere che noi non dobbiamo essere schiavi di niente e di nessuno. Perché Cristo ha versato il suo sangue per la nostra libertà. Questo ci fa comprendere la parola di Dio, no? Quindi la risposta è da sé. Il fumo crea dipendenza, non ne puoi fare a me. Tutti quelli che conosco che fumano diventano matti quando gli manca una sigaretta, non sanno a chi cercarla, gli manca l'aria. Hai una sigaretta, hai da accendere, basta. No, niente da accendere, non fumo. È vero o no? Nervosi. Poi quando si acquietano. Soldi, quanto costa un pacchetto di sigarette? Soldi, ma mettere nell'offerta, per l'opera del Signore, perché bruciarli? Dalli al Signore, o no? Amen. Oh, c'è pure scritto, nuoce gravemente alla salute, si muore, va, non oggi, ma morirai, tranquillo che morirai. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Perché mettere del fumo dentro che inquina il Tempio dello Spirito Santo? Non c'è scritto non fumare. Amen. Gloria al Signore. La vera libertà è in Cristo Gesù. C'è scritto di non andare in discoteca. Non c'è scritto in Bibbia non andare in discoteca, mica ai tempi di Gesù c'erano discoteche. Mica c'era tunzi. Ma lo scopo è, dove vai? Puoi condividere la presenza del Signore. Io credo che quel tunzi non ti farà condividere la presenza del Signore. Ma andrai in confusione, la tua mente cammini è sempre imbambolato. Le guardate in televisione questi ragazzi imbambolati, ubriachi, poi prendono la macchina, mettono in moto, pensano di camminare a 30, a 40, a 50, invece sono 180 già, e il diavolo è lì, ti aspetto, mori, e arriva poi l'incidente, sono cose reali, succedono, ne dobbiamo parlare. Perché Cristo vuole liberare, vuole salvare da queste cose. Amen. Cristo è venuto. Io sono venuto perché abbiate vita ad esuberanza, vita abbondante. Il nemico vuole toglierti la vita. Cristo invece è venuto a salvare la vita e a darti la vera vita che non finirà mai, vita eterna. Gloria a Dio. Vedrete cose maggiori. Natanaele, tu, perché ti ho rivelato, non c'era nessuno, ma io già ti vedevo, tu hai compreso che io sono Dio, e per questo tu credi. Ma se vedessi ancora cose più grandi, in verità ti dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Vogliamo vedere il cielo aperto? Amen. Io voglio vedere il cielo aperto. Il cielo aperto sia per noi.
Noi che amiamo il Signore, noi che lo onoriamo, il cielo aperto, aperta è la sua grazia. A me dal cielo scende la benedizione. Alleluia, mi ricordo questo cantico, dal cielo scende la benedizione. Lo cantava un ragazzo che era in libertà vigilata, mi ricordo. Era figlio di una sorella. Si era allontanato dalle vie del Signore e aveva abusato di pastiglie, di droga, quelle pastiglie che... l'estasi, no? E l'avevano arrestato. Non aveva mai conosciuto il carcere, però nel carcere ha sofferto tanto. E il senso di colpa che aveva lo stava distruggendo. Il mio pastore era cappellano evangelico, andava nelle carceri a predicare l'Evangelo e lo ha incontrato, gli ha parlato di Gesù e parlandogli giusto e abitava nel mio paese, no? E pregando il Signore ha toccato il cuore del giudice e gli hanno dato la libertà condizionata, no? E quindi doveva stare per forza a casa e io ci andavo a fare visita e mi ricordo pregavamo e cantavamo questo cantico: dal cielo scende la benedizione, riempie il cuore e mi riempie l'anima, Gloria, è bello averti qui, Signor Gesù, la mia speranza sei solo tu, Gloria a Dio. Vedete quante cose grandi fa il Signore, può toccare anche il cuore di un giudice per dare la libertà vigilata a un ragazzo che non era proprio così da strada, però aveva commesso un errore. E a volte i nostri giovani, i nostri figli vanno a infilarsi in certi posti e in certe condizioni che non è per loro. Appartiene ad altri quel posto, ma proprio a loro. Però, siccome gli altri ti vedono che sei lì, hai fatto quello che hai fatto, carcere, no? Alleluia, Dio ci dia grazia. Alleluia, Signore, parla al cuore dei nostri giovani. E possono vedere anche loro il cielo aperto, possono vedere il cielo aperto nella loro vita. E non svegliarsi e dire di prima mattina: che vita schifosa che ho. Fa male sentirselo dire, come genitore, ma fa male anche a loro stessi che lo dicono. La vita è bella, perché c'è Gesù. La vita è bella, è meravigliosa. Ti riversa cose meravigliose il Signore con la sua grazia, ti dà cose che neanche puoi pensare e immaginare. È bello vivere solo perché vive Gesù, dice un canto. E il domani affronto, affronto ogni Dio, ogni giorno, ogni prova, ogni difficoltà. Alleluia. In verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Alleluia, vogliamo ringraziare il Signore? Facciamo questa richiesta al Signore. Signore, facci vedere il cielo aperto. Chiniamo il nostro capo. Gloria a Gesù. Alleluia.